Ciao a tutti amici della Gudoterro. Allora, oggi abbiamo deciso di utilizzare la nostra attrezzatura da spinning per fare un'uscita dedicata ai cefalopodi. Per cui adesso prenderemo la Gudoterror Boat e con Capitan Sece andremo immediatamente fuori a cercare con l'ecoscandaglio dove ci sono i branchi di cefalopodi e vedremo di fare una bella pescata. Questa volta, a differenza del solito, noi si sa, stiamo per il catch and release, adotteremo un'altra filosofia, perché la seppia è buona, per cui oggi si fa, ragazzi, catch and grill. Andiamo! Cari amici pescatori, è finalmente arrivata la primavera ed eravamo decisamente stufi di Cephalin Lizard e di Caveda nell'Ausa. Il bel tempo sta finalmente prendendo il suo giusto corso, il sole risplende alto nel cielo, le temperature sono molto più miti, tutto attorno a noi è un'esplosione di vita e di colore. Anche il nostro mare, che sicuramente non è il più bello e nemmeno il più sano, il più pulito, in questa fase dell'anno sembra decisamente migliore di quello che è. L'acqua è ancora fresca, ma è primavera e un simpatico frequentatore dei nostri mari è tornato a farci visita e a regalarci delle sessioni di pesca divertenti, facili, ma soprattutto mangerecce. Ora, si sa che noi in fiume siamo per il catch and release, categorico, ma la massiccia presenza di questi molluschi non sarà di certo messa in pericolo di estinzione da questa nostra piccola battuta di pesca. Il ritrovo, come sempre, è presso la Gudoterror Boat, dove c'è Capitan Sece che ci sta aspettando per partire con destinazione la costiera triestina. Carichiamo tutto e siamo pronti per partire per una nuova avventura. Dunque, la parte più difficile di questa pesca è, come dire, trovare le seppie. Ci sono due itinerari, due spot che noi frequentiamo usualmente per la cattura di cefalopodi. Uno è rasente la costiera triestina, quindi dal castello di Duino e tutta la zona sotto il sentiero Rilke, così chiamato, e lavoreremo su fondali abbastanza bassi, 8-10 metri. Poi l'altro spot è invece all'interno del golfo, abbastanza centrali, dove c'è il canale d'uscita delle navi del porto e della Fincantieri. Non si può ovviamente pescare nel canale, noi ci metteremo sul limitare e poi insomma il canale è ben visibile ed è delimitato da delle bricole. È assolutamente vietato pescare all'interno del canale navigabile, però si può tranquillamente pescare al di fuori di questo canale, sperando in catture di qualità. Per cui oggi andremo a vedere un po' entrambi gli spot e vedremo che cosa succederà. Andiamo! Ecco, come ogni volta usciamo con la nostra Gudoterror Boat, troviamo sempre ad aspettarci una colonia ben nutrita di cigni, fastidiosi, incazzosi e territoriali.
abbiamo finalmente raggiunto il nostro primo spot di pesca, sotto il castello di Duino. Iniziamo a prepararci per la pesca e per prima cosa dobbiamo determinare lo scarroccio della barca. Sì, perché per la pesca alle seppie non c'è ancora il remo, ma lasceremo che la nostra barca errabonda venga trascinata da vento e correnti marine. Vediamo meglio però questo aspetto fondamentale con il buon Capitan Sage. Bene, eccoci arrivati sul nostro spot di pesca. Prima di cominciare a pescare dobbiamo capire come avviene lo scarroccio. Lo scarroccio è un insieme fra il vento e le correnti sottomarine che noi abbiamo. Il modo più veloce, più semplice per capire come avviene lo scarroccio è soltanto caliamo la nostra pesca in acqua e vediamo la direzione che prende. Quindi, se in questo caso l'esca mi va immediatamente di là, io non faccio altro che lanciare di là. Semplicissimo. Lo scopo è lanciare, attendere che il nostro artificiale raggiunga il fondo, lo settiamo. Dobbiamo avere una canna sensibile, avere il filo fino in modo da avere ancora più sensibilità. Una volta che ha raggiunto il fondo, teniamo il filo costantemente in tensione. Questo perché dobbiamo sentire il cefalopode che si appoggia al nostro artificiale. Nel momento in cui sentiamo duro, quindi un po' pesante, vuol dire che il nostro ige è stato attaccato, c'è una preda attaccata, dobbiamo recuperare non troppo velocemente e soprattutto la tensione deve essere costante, perché altrimenti lui, che non è attaccato ad ami, è attaccato semplicemente al cestello, ha la possibilità di staccarsi e di scappare, per cui la trazione di recupero dovrà essere sempre costante e non troppo veloce. Come detto prima il buon Alex, noi arrivati sullo spot capiamo la corrente. Una volta capita la corrente lanciamo nella direzione propizia, aspettiamo che l'esca arrivi sul fondo, a quel punto chiudiamo l'archetto, recuperiamo e lasciamo scarrocciare. Ogni tanto gli diamo qualche Richiamino. e aspettiamo. Ce l'abbiamo. Eccola. Grande! Piccolina, non è che sia gran cosa, ma Bene, bene. ci è. Ci è. Andiamo a vedere cosa succede sott'acqua. La giornata è decisamente proficua e difatti abbiamo ancora un'altra cattura. Ancora. Ancora. Altro giro, altra corsa.
23 e ancora niente. Oggi è così. E anche la frizione. Perché questo giro c'è la seppiolina un po' più grande. Combattente per la libertà. Ehi, ma chi pensa di essere? Per quanto riguarda le esche che utilizzeremo, ne abbiamo a disposizione sul mercato veramente a centinaia di migliaia di migliaia. Ci sono varie tipologie di artificiali di edge a seconda delle esigenze anche di pesca che abbiamo, a seconda anche della tecnica che vogliamo praticare. Partiamo dal classico edge con il piombo all'esterno o con il piombo all'interno, ma più o meno le modalità di pesca sono le stesse. Colori diventa la parte più importante, c'è la domanda che dobbiamo porci: che colore utilizzare? Questo purtroppo varia da giorno a giorno perché i nostri amici cefalopodi sono fastidiosi e quindi bisogna stare dietro alle loro esigenze alimentari. Diciamo che per la nostra esperienza qui nel Golfo di Trieste i colori che abbiamo scoperto funzionano di più sono il verde e l'azzurro, soprattutto la mattina presto. Poi possiamo utilizzare l'arancione e il testarossa. Questi sono i colori che effettivamente sono quelli che vanno per la maggiore. Soprattutto l'arancione non è quello che ci garantisce più catture, bensì quello che ci garantisce più costanza di catture, nel senso che con l'arancione bene o male un paio di seppioline di calamari li facciamo. Per quanto riguarda la montatura che noi creiamo sulla nostra canna, non facciamo nient'altro che utilizzare dei piombini agganciati sul finale dai 10 ai 15 grammi a seconda anche della corrente che abbiamo, fino a utilizzare dei piombi di 20-25 grammi. Attenzione che più piombo utilizziamo, più è facile che andiamo ad agganciarci sul fondale con il nostro edge, quindi anche rischiamo di parare. L'edge viene attaccato tramite un piccolo bracciolo di una decina di centimetri massimo e lo collegherò con l'aiuto di una comoda girella che mi permetterà di variare il colore del mio edge durante tutta la battuta di pesca. Purtroppo, amici, la giornata di pesca è finita e come sempre, alla fine del divertimento, dobbiamo tornare alla dura realtà, girare la barca e ritornare indietro nella vita reale. La nostra piccola parentesi di pace è finita e possiamo solo che goderci il meritato e vittorioso rientro
gustandoci un tramonto acceso ed emozionante. Il rosso del tramonto a ovest si fonde con il buio della notte, creando un intreccio di colori ed emozioni che ci riempie di ottimismo e di allegria. La giornata è finita, vero? Ma ora arriva il bello, perché a casa c'è la nostra Paola chef che ci sta aspettando per spiegarci come preparare un bel piatto di seppie in sughetto con la polenta. Un saluto quindi dalla Good Hotel Robot e ci spostiamo immediatamente in cucina per una nuova puntata del Master Gudo Chef. Eccoci arrivati ed ecco qui la nostra Paola chef che ci stava aspettando per preparare le seppioline in sughetto di istriano. Bene, allora partiamo dall'occorrente, da quello che ci serve per preparare questo gustosissimo piatto. Cominciamo col prezzemolo, poi rosmarino, salvia e basilico. Ora trittiamo l'aglio. Quando lo puliamo, ovviamente ricordiamoci di togliere tassativamente l'interno di quello che cresce, il cuoricino, che assolutamente non fa bene alla salute. Per ultima la cipolla, che ci basterà più o meno un quarto. Puliamo facendo attenzione a non piangere. Ed ecco pronto il nostro piatto con i triti: cipolla, aglio, basilico, rosmarino, salvia e prezzemolo. E adesso il lavoro sporco lo faremo fare ad Alex. Allora, vediamo come curare la seppia. Facilissimo. Passaggio numero 1. Stacchiamo la testa dal corpo. Via. Ok. Lì poi ci torniamo perché recuperiamo tutti i suoi tentacolini. Per quanto riguarda l'interno, come vedete dentro ha questa poltiglia marroncina che è il fegato. Questo un po' teniamolo perché nel sughetto questo è la fine del mondo. Siamo pronti per iniziare. Tutti gli ingredienti sono pronti sul tavolo. A freddo, quindi pentola non sul fuoco, inizieremo a versare dentro tutti gli ingredienti. Le seppie tagliate a listarelle, tutti gli aromi, prendiamo poi l'olio, mi raccomando che sia extravergine di oliva, assolutamente, ci versiamo un po' abbondante. E poi il vino bianco, all'incirca un po' meno di mezzo bicchiere, quindi un po' meno di questo che ho preparato. Una bella mischiata. Bella mescolata tutti gli ingredienti, in modo che il gusto si amalgami. Ed ora finalmente possiamo andare sui fornelli. Ci teniamo per dopo, circa a metà cottura, l'aceto di vino, possibilmente fatto a casa, e la salsa di pomodoro. Poi aggiungeremo anche il sale e il pepe. Iniziamo col fuoco un po' vivace, in modo che prenda abbastanza velocemente il bollore. Ricordiamoci di mescolare, altrimenti bruciamo tutto. Sono passati all'incirca 10-15 minuti. Ora possiamo aggiungere il resto degli ingredienti. Quindi prendiamo l'aceto, mi raccomando non esagerare con l'aceto. Quindi su un chiletto all'incirca di seppie, scarso poi alla fine, vero? Metteremo 2 cucchiaiate di aceto, salsa, circa mezzo di questo vasetto, poi a seconda dei gusti. Comincia ad avere un gusto e un odore. Piccola mescolata. Mi raccomando, fuoco basso adesso. Bella mescolata.
queste fino alla fine non si toccano. Mi raccomando. Ma neanche un assaggino. No. Va bene. Cosa stai facendo? Ma no, ma non volevo fare niente. No. Via. Ma- Via. Non si toccano. Bene, la cottura è terminata finalmente, sono passati all'incirca 60 minuti. Ora non ci resta che chiamare l'assaggiatore ufficiale e vedere cosa ne è uscito fuori. Sì, sono io, arrivo. Vediamo. Bene, amici della Ludo Terror, la puntata è finita e adesso dobbiamo solo che mangiare il frutto delle nostre fatiche. Ringraziamo la Paola Schaeffer per questo spettacolo di cena e non possiamo fare altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima puntata della Ludo Terror in Croazia Brazili. Ciao ciao!